Ascoltami Voci a Nord-Est, la nuova edizione di questa compilation che vede 14 talenti del Triveneto più 4 grandi ospiti testimonial. Non sapendo fosse ormai malfamato il quartiere, c'era festa nella fiera, assaggiai. È con orgoglio che la numero 1 porta a compimento quest'opera che ha visto una selezione di circa 1000 canzoni. Siamo arrivati alla fine a presentare questo album che verrà dato a tutti gratuitamente in tutta Italia, sperando che questi giovani abbiano fortuna perché se lo meritano. Viva i talenti del Nord-Est! Per Lisbona, al mercato di Lisbona cercai sentimenti. Beh, fa molto piacere sostenere questo disco perché è un disco che di fatto fa vedere che la regione Friuli Venezia Giulia non è solo bravissima nel lavoro, bravissima nel difendere i valori tradizionali, bravissima nell'ingegno in generale, nelle aziende, ma sa anche creare qualche cosa di artistico e soprattutto sa farlo coi giovani, che è la cosa più bella. Vedere tanti biglietti da visita in termini artistici che vanno in giro per il mondo, sicuramente arricchisce la regione e altrettanto sicuramente sono convinto da questa regione nasceranno altri artisti di grandissimo livello. È già successo in passato, già alcuni artisti di massimo livello mondiale ricalcano le scene, magari in questo disco ce n'è qualcuno di nuovo, lo speriamo, e un biglietto da visita in più per il Friuli Venezia Giulia. Al mercato della fiera comprai un po' d'amore. Come azienda Paladin quest'anno abbiamo pensato di essere sostenitori per quanto riguarda l'evento Ascoltami Voci del Nord-Est, e proprio con una targa che verrà data al primo premio a questa particolare selezione di voci e di ragazzi che sono particolarmente promettenti nella musica. E sempre di più il vino è sempre stato abbinato sempre alla musica e al divertimento, quindi un motivo in più: prosecco, vino fresco, frizzante e che bollicine italiane, quindi anche per una buona musica italiana. Al mercato di Lisbona comprai sentimento da chi non ha avuto certo pietà del mio tempo. Al mercato di Lisbona trovai contrattempi, gente priva di sensibilità come te. Come posso ritornare? Non ne ho più il coraggio dopo il mio pellegrinaggio d'amore a Lisbona.